Buongiorno a tutti i presenti, siamo qui per la presentazione ufficiale dell'iniziativa di legge popolare sull'introduzione della storia regionale nei programmi di scuola pubblica, di storia nella scuola pubblica. Voi sapete che la Costituzione della Repubblica Italiana consente di esercitare la democrazia diretta in alcuni frangenti. Il più conosciuto è il referendum, ma per esempio l'articolo 71 consente a un gruppo organizzato di cittadini di formulare per articoli una proposta di legge che necessita della sottoscrizione di 50.000 firme in una finestra temporale di 6 mesi. Questo consente l'automatismo della presentazione successiva presso il Parlamento, dove questa iniziativa di legge avrà un seguito all'interno delle istituzioni. È uno strumento importante perché permette al popolo sovrano di partecipare direttamente al processo legislativo. Nel caso specifico, questa legge che proponiamo oggi è per me, in modo particolare, un punto d'arrivo e anche un punto di partenza. Io sono stato eletto con la lista Szumski Resistere Veneto e in particolar modo la mia base elettorale è quella che fa riferimento ai valori tradizionali veneti. Io sono abbastanza conosciuto per essere un divulgatore di storia veneta. Negli ultimi 20 anni credo che non ci sia un distretto della nostra regione che non mi abbia visto arrivare a tenere delle serate, dal Cadore al Polesine, dall'Altopiano alla Bassa Padovana, dalla Marca alla Pedemontana, ai Colli Berici, alla Lessinia. Quante volte la sera è capitato di tenere delle conferenze di presentazione della storia specifica del popolo veneto. Una mancanza, una lacuna che c'è nei programmi di storia nazionale. Io stesso, che sono dottore in scienze politiche e indirizzo storico, ho potuto apprendere nel dettaglio la storia della Repubblica Serenissima, 1100 anni di storia, solo dopo la fine del percorso formativo. È una mancanza grave in un contesto come quello italiano, perché nella Repubblica noi conserviamo la maggior parte del patrimonio archeologico, artistico e culturale del mondo intero. L'Italia da sola supera il resto del mondo e questo patrimonio culturale si è formato soprattutto in epoca pre-unitaria ed è un grave peccato che ci sia questa lacuna che fa sì che i nostri cittadini, e parlo non solo del Veneto ma di tutte le regioni, spesso non conoscano quello che vedono. Parlo del Veneto perché lo conosco meglio. Se voi chiedete a un veneto medio di citarvi, che ne so, i 7 colli di Roma, qualcuno se lo ricorda, se non altro il Viminale e il Quirinale per le questioni istituzionali, ma se gli chiedete di enumerare i sestieri di Venezia, spesso ti guarda e ti chiede sestiere cos'è, se magna, se fa in tecia. Se gli chiedete i 7 re di Roma, la filastrocca delle elementari qualcuno lo tira fuori, Servio Tullio, Anco Marzio, Tullo Stilio, ma dei 120 dogi di Venezia manco 2 spesso manco si sa che c'erano 120 dogi e cosa fosse il doge, cosa fosse Palazzo Ducale a Venezia, il centro delle istituzioni. Ma così vale anche per l'entroterra, rimango nel nostro Veneto. Vedere perle come Asolo, come Feltre, come Bassano del Grappa, come Cittadella, come Castelfranco, come Este, come Montagnana, e non, come Marostica, e non saperne descrivere il panorama sia urbano che il contesto ambientale, è una grave mancanza. Perché è una grave mancanza? Perché oggi siamo entrati nell'era della globalizzazione e per evitare di essere tutti omologati e standardizzati è importante formare una cultura specifica che ci permetta non di escludere l'altro, ma di offrire la nostra specificità e accogliere la sua diversità in uno scambio proficuo che accresce la cultura e l'umanità di tutti. Ecco che una proposta come la nostra di introdurre nella storiografia un approccio differente rispetto a quello tardo ottocentesco, che aveva la necessità di fare gli italiani in uno Stato unitario,
e andare a farli in maniera nuova, conoscendo bene la loro realtà specifica, partendo dal locale per rapportarsi al globale in maniera sana, questa proposta è quanto mai fondamentale. Guardate che la cultura è sempre qualcosa in cui è necessario investire, perché da quella discende tutto il resto. Le crisi socio-economiche contemporanee sono figlie di una crisi culturale diffusa. Chi pensa che sottrarre ore alla storia generale per fare storia locale sia una perdita, non ha capito, primo, che un cambio d'approccio non è una diminuzione di qualcosa, ma è semplicemente un ridisegnare in maniera più proficua. Secondo, quello che si investe in cultura torna indietro dopo in termini di umanità, di socialità e perfino di portafoglio. È fondamentale, per cui questa iniziativa di legge che ho potuto andare a firmare in Cassazione a Roma il 29 ottobre, grazie all'iniziativa del Partito Popolare del Nord, che adesso farà la relazione tecnica, questa iniziativa è un coronamento dell'attività che abbiamo svolto per anni personaggi come il sottoscritto, come il qui presente Alessio Morosin, come Renzo Fogliata o Ettore Beggiato. Privatamente abbiamo dovuto per tanti anni sopperire con la buona volontà e con le nostre iniziative, con le nostre competenze, le nostre passioni, a quella che è una lacuna della scuola che arriva fino all'università. Quando mi laureai io c'era ancora a Padova il corso di storia della Repubblica Serenissima. È pazzesco che al giorno d'oggi per farlo si debba andare a Oxford, perché non c'è più. Quindi ben venga questo tipo di iniziativa che nel dettaglio ora verrà a descrivere meglio la dottoressa Francesca Losi del Partito Popolare del Nord e che invito sul palco. Bene. Beh, innanzitutto grazie a voi, a Riccardo Szumski, a te, Davide Lovat. Questa è una giornata storica per la nostra vicenda personale e politica che ormai è trentennale, anzi quarantennale. È davvero una giornata storica perché stiamo lavorando su un tema che anche le nostre politiche hanno di fatto abbandonato, che è il tema della scuola e della storia regionale identitaria. Io mi presento brevemente, sono appunto Francesca Losi, sono consigliere comunale a Pontida per il Partito Popolare del Nord, sono tra i fondatori di questo partito, nella vita sono giornalista, ho una formazione storica, umanistica, in beni culturali e a questa legge teniamo moltissimo, a questa proposta di iniziativa popolare, perché pensiamo che la storia regionale, la storia delle nostre città, province, regioni, sia un requisito prepolitico della cittadinanza e del sentimento di appartenenza. È una questione spirituale irrinunciabile, sia per gli individui che per le comunità. Noi assistiamo da decenni alla cancellazione della memoria storica nelle nostre regioni. Questa è una piaga perché che noi stiamo riscontrando in tanta storiografia che viene ufficialmente adottata nei libri di storia. Un caso da manuale è proprio la storia della Serenissima, cioè nella storia noi abbiamo scandagliato i libri di storia adottati nelle scuole superiori, abbiamo preso il terzo, il quarto e il quinto anno, licei, istituti tecnici di tutto il nord, dal Veneto alla Lombardia, al Piemonte, alla Liguria, e la piaga è questa, cioè ad esempio nel caso della Serenissima, 1100 anni di Repubblica, non mettete assieme, cari veneti, neanche una pagina e mezza, tra l'altro frammentata. Quindi interi capitoli fondamentali per la consapevolezza storica dei nostri ragazzi, dei nostri figli, sono completamente trascurati, ma io direi consapevolmente trascurati. Quindi i nostri ragazzi sono destinati a diventare, scusate, passo indietro, moltitudine anziché cittadini. Se noi non facciamo questo lavoro nelle scuole, sui libri, quella che è l'approccio storiografico, i nostri ragazzi saranno da un punto di vista spirituale
paragonabile degli orfani, e sono destinati a diventare moltitudine in un mondo sempre più globale, che tra l'altro il mondo globale esige a maggior ragione delle risposte identitarie. Ci parlano di un mondo apolide nel quale noi non crediamo, e lì invece bisogna dare una risposta fortemente identitaria. E quindi noi abbiamo depositato in Cassazione il 29 ottobre questa proposta di legge che propone un'integrazione all'articolo 9 della Costituzione con questa aggiunta: nella definizione delle linee generali dell'istruzione e della formazione scolastica di ogni ordine e grado, la Repubblica assicura la più ampia valorizzazione dell'identità culturale, della storia delle città, delle province e delle regioni che la compongono, quale patrimonio spirituale e fondamento del sentimento di appartenenza e di cittadinanza. Ecco quindi che volevo tornare a questa slide, ma basti enunciare il concetto. Bisogna ripartire dalla storiografia e dalla bibliografia. Quindi va bene portare avanti questa iniziativa di legge popolare, poi ci aspetta un grande lavoro con i migliori storici che abbiamo, con le nostre facoltà di storia in tutto il nord, per dare anche una controofferta, una controproposta autorevole, scientificamente fondata a livello storiografico. Quindi banalmente bisogna riproporre nuovi libri di storia e una nuova visione del mondo. Anche perché questa non è storia locale. Cioè, attraverso la storia dei nostri territori noi possiamo leggere i grandi fatti della storia mondiale, come le fasi economiche, le fasi politiche, la seconda guerra mondiale, il fascismo. Qualunque fase che ha attraversato la storia della penisola italiana, dell'Europa, può essere letta per come questa si è svolta nei nostri territori, e da questo bisogna partire. Quindi questa è davvero una giornata storica, ed è indubbio che qui in Veneto il Nord sta trovando un'avanguardia politica e intellettuale. Con te Davide, con Riccardo, sicuramente oggi il Nord ha un nuovo punto di partenza per fare un lavoro che in realtà non è mai stato fatto, proprio in quello che è uno dei punti centrali della questione anche settentrionale e veneta, quindi la questione identitaria, e la questione identitaria parte dalla coscienza identitaria, quindi dalla scuola e dai libri. Quindi grazie. Mentre facevi la tua relazione ho avuto il piacere di vedere arrivare l'appena da me menzionato avvocato Renzo Fogliata, che come dicevo è stato combeggiato, e forse io mi metto terzo fra i tre se non vi offendete, tra i principali divulgatori della storia veneta. In particolar modo credo che lui sia, io lo dico, il vivente più esperto di storia di Venezia. È un lavoro straordinario che è stato fatto da loro e che io ho cercato in qualche maniera di contribuire a portare avanti, e se sono qui in questo momento lo devo anche a loro e alla passione che mi hanno trasmesso per la storia veneta. Ma ci tengo a ribadire, l'iniziativa di legge vale per tutte le regioni d'Italia, sì, proprio nell'ottica che ho spiegato poc'anzi di approfondire la propria specifica conoscenza per entrare in rapporto con gli altri in maniera virtuosa, per avere da offrire qualcosa di speciale in maniera poi da poter accogliere la differenza in modo virtuoso. Ora inviterei l'ex ministro di Grazia e Giustizia Roberto Castelli, presidente del Partito Popolare del Nord, sul palco a illustrare il quadro completo delle iniziative che abbiamo presentato in Cassazione insieme. Sì, grazie. Ma intanto permettetemi di ringraziare. Cosa devo fare? No, a posto. È già a posto. Non so se chiamarlo presidente o segretario del partito Chomsky, che ci ospita oggi. Grazie veramente su queste iniziative che per noi sono molto importanti, e quindi questa ospitalità veramente vi siamo grati. Ma diciamo che come Partito Popolare del Nord abbiamo presentato in Cassazione altri progetti di legge riguardanti appunto leggi di iniziativa popolare. Comincio da quelli che sono una novità, perché non succede quasi mai,
Noi abbiamo presentato dei disegni di legge sulla Costituzione. Pensate che addirittura quando li abbiamo presentati molti, anche esperti, ci hanno detto non si può. No, invece si può anche presentare disegni di legge di iniziativa popolare sul cambio di Costituzione, e questo abbiamo fatto. Parto dal primo, che riteniamo molto importante. Anch'io sono un montanaro e sappiamo tutti che c'è tutta una problematica territoriale, non soltanto al nord, ma in tutta l'Italia, perché l'Italia è largamente un paese montano dove abbiamo delle problematiche estremamente particolari, significative e peculiari rispetto al resto del territorio. E quindi abbiamo pensato, anche con la collaborazione di altri, penso per esempio al professor Trabucco, che ha portato un apporto fondamentale, anzi è stata sua l'iniziativa su questo tema, di introdurre il concetto di province montane in Costituzione, un valore che appunto è talmente elevato per noi che deve assurgere a grado costituzionale. Quindi non sto qua adesso per brevità a entrare in tutta la tecnicalità del provvedimento, però riconosciamo uno status particolare alle province montane, sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista dell'erogazione delle risorse, perché effettivamente noi abbiamo un problema molto grosso, che è quello dello spopolamento della montagna, che quindi riteniamo che con questi strumenti si possa superare. Richiamo anche il disegno di legge che è stato portato avanti anche dal governo, quindi su questo noi registriamo con soddisfazione che ci sia una sensibilità su questo tema. È un disegno di legge ordinario che riguarda non le province ma i comuni montani. Vengo invece poi a un tema che credo sia estremamente importante, molto sentito non soltanto da noi ma anche dalla popolazione, che è quello che riguarda la legittima difesa. Noi assistiamo quasi giornalmente a episodi che francamente danno scandalo nel comune sentire. Cito uno degli ultimi: un carabiniere interviene contro un malvivente che sta prendendo a cacciavitate un suo collega, gli spara, lo uccide e anziché prendere una medaglia, visto che ha salvato il collega da un'aggressione sostanzialmente a mano armata, si prende 3 anni di galera. Ecco, queste cose la gente comune, quali siamo noi, perché ritengo che noi comunque rappresentiamo la gente comune, non riescono a capirle. E allora abbiamo ritenuto che ci fosse la necessità di chiarire ancora meglio gli articoli del codice penale che riguardano la legittima difesa. Io ricordo che una prima riforma dell'articolo 52 venne fatta dal sottoscritto quando era ministro. Mi ero illuso che quella riforma potesse porre fine appunto a queste cose che noi non capiamo, cioè che il cittadino onesto venisse punito in luogo del delinquente aggressore, cosa che appunto desta scandalo tra la cittadinanza. Invece non è bastato, perché l'interpretazione di alcuni magistrati è sempre stata fatta in maniera tale per cui il malvivente aveva sempre ragione. Non sto qua a citare i casi, sono stati molti, e quindi abbiamo cercato da un lato di affinare ancora di più il concetto di legittima difesa, che sostanzialmente porta a dire che se un malvivente ti assale in casa tua, tu sei autorizzato a pensare di avere il massimo del pericolo contro di te e quindi reagire anche col massimo degli strumenti che tu hai a disposizione. Abbiamo anche riformato, cioè una proposta di legge riforma anche l'articolo 53 con un pensiero particolare alle forze dell'ordine, perché ricordiamoci che le forze dell'ordine, quando vengono colpite da provvedimenti con avvisi di garanzia o peggio rinvio a processo, gli viene immediatamente bloccato lo stipendio. Quindi in attesa dell'esito del processo, che come sappiamo in Italia dura tantissimi anni,
tu hai lo stipendio bloccato, quindi siamo intervenuti anche su questo tema. Ma la cosa che ritengo più interessante è quella per la quale abbiamo anche in questo caso introdotto una norma di rango costituzionale, siamo andati a riformare l'articolo 14 che dice esprime un concetto sacrosanto da tutti condivisibile, e cioè che il domicilio è inviolabile. Beh, allora se il domicilio è inviolabile riteniamo che sia una naturale conseguenza stabilire in Costituzione che qualsiasi tipo di difesa all'interno del domicilio sia legittima. E quindi introduciamo questo concetto fondamentale all'interno della Costituzione, sperando che in questo modo si possa una volta per tutte non vedere più questi episodi in cui è la vittima assalita dal delinquente che ha torto, che addirittura alcune volte in maniera veramente paradossale deve risarcire i parenti delle vittime, e invece bisogna far capire che invece è il contrario. Io chiudo ricordando una delle mie prime dichiarazioni da Ministro della Giustizia, quando venni incaricato di questo gravoso compito. Mi ricordo che impazzava l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Giusto, Caino in un paese civile va considerato per quello che è, ma prima io dissi che prima arriva Abele, quindi prima di Caino arriva Abele, quindi noi ci occupiamo soprattutto di Abele. Poi a Caino garantiremo la dignità della reclusione o quant'altro, garantiremo dei processi giusti, ma prima bisogna pensare ad Abele. Ecco, questo è lo spirito con il quale abbiamo dato vita a queste iniziative. Ricordiamo che abbiamo 180 giorni di tempo, che non sono moltissimi per raccogliere 50.000 firme, ci aiuta uno strumento innovativo che da pochi anni che è appunto stato introdotto nell'ordinamento italiano, che è la possibilità del voto elettronico, cioè è possibile andare a votare nel sito del Ministero. Questo facilita enormemente l'operazione, per cui contiamo di poter arrivare a questo numero di firme. E poi si vedrà cosa succederà in Parlamento. L'importante è che appunto il popolo faccia sentire la sua voce attraverso uno degli ultimi strumenti di democrazia che abbiamo. Speriamo che ce lo lasciano ancora per un po' di tempo, visto che la democrazia reale sta scemando un po' in tutto il mondo, ma sta scemando anche nel nostro paese. Ecco, io vi ringrazio ancora per l'ospitalità, per questa prestigiosa sede in cui abbiamo potuto esprimere il lancio di questa iniziativa. Ricordo che partirà il 25 del mese, giusto? Quindi dal 25 avremo 180 giorni per poter arrivare, io spero, al successo della raccolta di queste firme. Grazie. Grazie soprattutto per aver sottolineato questa tecnicalità particolare. Voglio sottolinearla, avendo fatto in passato già altre iniziative di legge, la gravosità della raccolta in presenza di un pubblico ufficiale, sempre con la firma sul luogo, stavolta viene in parte arricchita e superata dalla possibilità della firma digitale, che agevolerà molto la raccolta firme. Speriamo che anche questo aiuti a difendere quegli spazi di democrazia ancora da presidiare e da difendere in ogni modo. Io sono qui grazie a un campione da questo punto di vista, che è Riccardo Szumski. Con la lista Szumski Resistere Veneto noi veramente stiamo cercando di rappresentare quell'approccio di ascolto costante e di traduzione delle istanze popolari in provvedimenti normativi nelle istituzioni, cioè a far tornare il ruolo dei rappresentanti della politica veramente quello di rappresentanti del popolo, in un periodo in cui sembra a volte, magari sarò io distratto, ma sembra a volte che il ruolo dei partiti abbia cambiato natura e da agenzie sociali che veicolano presso le istituzioni le istanze del popolo sovrano sembrano diventati invece organizzazioni che veicolano nelle istituzioni le istanze di sponsor interessati e potenti.
a discapito del popolo sovrano. Noi cerchiamo invece di difendere quel principio, e allora ecco che proprio per dimostrare che quanto in campagna elettorale siamo andati promettendo stiamo già attuando, chiamo qui Riccardo Szumski a fare la chiusura di questa nostra conferenza stampa. Grazie Davide, buongiorno a tutti, saluto i presenti, l'onorevole Castelli, la relatrice che è stata eccezionale nel sintetizzare quello che è lo spirito che deve permeare. Allora, noi come lista siamo qui per continuare quello che abbiamo promesso. Abbiamo fatto un percorso di presentazione, lo sottolineo a proposito di raccolta firme, noi le abbiamo raccolte le firme per partecipare. È stata un'impresa, ma ha anche mosso i cittadini, li ha riportati a essere protagonisti realmente, perché dopo la raccolta di firme si sono anche entusiasmati. Allora, i punti del programma noi li porteremo avanti in tutti i modi possibili. Qui c'è un'iniziativa in cui Davide è stato uno dei depositari insieme agli amici del Partito del Nord, ma anche ad altri personaggi. E noi non è che vogliamo essere i primi, siamo qui per sostenerla, perché a noi contano i risultati, i fatti, non a mettere la targa che siamo noi. Certo, ci siamo anche noi. E passiamo dalle parole ai metodi. Quali siano i metodi per poter andare avanti, questo ovviamente per ottenere un risultato non lo sappiamo. Altre nostre iniziative riguardo storia, ma anche lingua veneta, le porteremo nella sede regionale, perché anche questo è uno dei punti. Sottolineo che la trasmissione delle conoscenze della storia veneta e della lingua veneta intergenerazionale stanno venendo meno perché, ahimè, questo rapporto che nasce nelle famiglie si sta affievolendo e quindi dovremo rilanciarlo con una rappresentanza che non vuole essere un ritorno così semplicemente di interesse politico, di interesse reale. Io a mia figlia che ha 7 anni insegno e parlo in veneto, poi parla anche in italiano, ma parla in veneto, capite? Cioè, voglio dire, glielo devo trasmettere. Una volta questo era naturale, adesso sta avvenendo un po' meno. Credo che la scuola, come esempio di identità, possa essere un luogo dove si può trasmettere una quota parte, chiaramente adeguatamente a quelle che sono le indicazioni didattiche generali, ma sarà un altro elemento. Per cui credo che questo sia un buon inizio. Chiaramente la possibilità di sottoscrivere in maniera digitale ci rafforza, mi auguro che poi ci sia però la capacità di essere incisivi anche in Parlamento perché non si areni il progetto. Questo è uno dei limiti e su questo devo rimarcare che finora le forze politiche che hanno gestito questa regione non hanno fatto adeguato impegno perché questo si realizzi, cioè la difesa dell'identità è stata lasciata solo agli slogan, ma non si è tradotta in provvedimenti concreti che abbiano portato a un risultato. Chiaramente sappiamo che si dovrà andare incontro a valutazioni e mediazioni e ragionamenti, però bisogna raggiungere il risultato. L'importante è questo, è clamorosamente evidente in un mondo che globalizza e, come è stato detto bene prima, si è apolidi e non è vero che siamo apolidi. Non vogliamo diventare apolidi, nessuno ci imporrà di diventare apolidi. Grazie. Vado in chiusura su uno spunto che ha offerto adesso Riccardo Szumski. Lui ha fatto menzione anche al nostro impegno per valorizzare nell'identità non solo la storia, la cultura, la letteratura, ma anche la lingua veneta. Purtroppo i temi identitari negli ultimi decenni sono stati strumentalizzati e usati in chiave escludente. Noi invece vogliamo dare una profonda dignità a questa nostra operazione. Parlo della lingua e vado a citare il più importante filosofo del linguaggio del Novecento, che è Wittgenstein. Wittgenstein fece un esperimento didattico in Austria, andando ad insegnare nelle scuole elementari di una valle sperduta, e partiva insegnando il dialetto valligiano per poi passare al tedesco e poi già nell'età della scuola elementare introduceva il latino, quindi facendo anche un salto dal punto di vista del ceppo linguistico. Quei ragazzi arrivavano all'approccio all'età delle scuole superiori che già parlavano
5 lingue, perché introduceva poi anche il francese e il tedesco. È interessante studiare il metodo di Wittgenstein per far capire come non sia un portare via spazio, ma sia un offrire opportunità ulteriori, è un ampliare le possibilità della mente, ma anche della personalità. Noi abbiamo un potenziale inespresso clamoroso. Come ho detto prima, non voglio ripetermi, voglio solo fare una sottolineatura. L'identità nell'era della globalizzazione è la chiave per costruire un mondo di relazioni buone. Ovviamente non deve essere l'identità del fossato attorno alle mura del castello col ponte levatoio, ma deve essere un'identità che mi permette di rivolgermi a qualcuno dicendo: eccomi qua, io sono io e voglio conoscerti dandoti quello che io ho da offrire per imparare da te quello che tu hai da darmi. Se noi coniughiamo in questa chiave il tema identitario, noi potremo fare un grande servizio alla Repubblica Italiana, che ha una storia così eterogenea e variegata, non solo, ma alla storia d'Europa in uno snodo fondamentale della storia dell'umanità come quello che stiamo vivendo e che forse fra alcuni secoli verrà visto come un passaggio epocale, come è stato alla fine dell'impero romano, come è stato alla fine del millennio cristiano e medioevo, e oggi siamo a un bivio che può portarci verso quell'omologazione al ribasso che tende poi a eliminare anche la democrazia, perché a quel punto l'esito naturale sarà la tecnocrazia. È evidente che se si è tutti uguali, si è tutti sostituibili. Viceversa, se vogliamo difendere la democrazia e i suoi valori, io sono convinto, noi siamo convinti, che iniziative di legge come questa siano fondamentali per costruire una società virtuosa e migliore. Abbiamo finito.